Toccare con mano quanta cura e passione servono per realizzare un prodotto d'eccellenza come il radicchio rosso di Treviso, dal campo fino al confezionamento, ma anche parlare del suo territorio, delle sue bellezze storico-artistiche e delle sue capacità d'accoglienza. Tutto questo è stato Rosso Radicchio, il tour dedicato a blogger e giornalisti, nato dalla collaborazione tra l'azienda Ortoromi e il consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco IGP, con il sostegno della Camera di Commercio di Treviso. Tra le tappe a tavola, quella al ristorante Feva di Castelfranco Veneto, dove lo chef Nicola Di Nato ha saputo sorprendere con i suoi piatti di alta cucina. Qui al Feva ristorante di Castelfranco Veneto abbiamo ospitato l'azienda Ortoromi in collaborazione col consorzio del radicchio e abbiamo fatto un menù degustazione ovviamente a base di radicchio partendo dal tardivo di Treviso fino alla rosa di Castelfranco. È stato secondo me un menù interessante perché abbiamo abbinato tecniche un po' all'avanguardia con il classico nostro prodotto trevigiano. Nella splendida location del Relais Monaco di Ponzano, il gruppo di Rosso Radicchio ha trovato la sua casa per un weekend. Il Relais Monaco ha il piacere quest'anno di avere quali ospiti una manifestazione particolare di food blogger organizzata da Rosso Radicchio con Ortoromi e il Consorzio di tutela del radicchio di Treviso. Siamo nuovi a questa manifestazione, una manifestazione di grande eccellenza che abbiamo ospitato per 2 giornate consecutive presso la nostra struttura, con dei menù anche particolari a tema preparati dall'Ottima Cucina e dal nostro chef Domenico Longo. Questi giorni abbiamo preparato vari banchetti dove abbiamo cercato di valorizzare e dare risalto ai prodotti del territorio, tra cui il radicchio rosso di Treviso. L'abbiamo fatto in tutti i modi, in tutte le salse, dall'aperitivo fino alla fine di un pasto, cioè il dessert. E quindi soprattutto sono ben felice di far conoscere i prodotti e l'italianità all'interno del nostro territorio, ma soprattutto all'estero. Un viaggio di colori, sapori e emozioni che ha saputo colpire, ma anche trasmettere informazioni sullo straordinario processo produttivo del radicchio e sulle sue infinite declinazioni in cucina. Il radicchio è un prodotto che si usa anche in casa, quindi è di consumo quotidiano, ma non si sa tutto quello che c'è a monte, quindi tutto il lavoro che c'è di cura e quale sapienza necessita il prodotto perché poi arrivi sulle nostre tavole così com'è. E poi ho apprezzato anche la possibilità di utilizzarlo in maniera diversa, quindi in cucina sia nella maniera solita, quindi il salato, ma anche in versioni dolci. Abbiamo assaggiato dei piatti molto particolari e quindi è un prodotto che effettivamente si può usare e declinare in maniera diversa anche in diversi periodi dell'anno. È stata un'occasione molto utile di conoscenza ed è stato anche molto bello sapere che c'è una grande attenzione verso l'ambiente in tutti questi tipi di lavorazioni, di coltivazioni e questo è un aspetto molto importante, soprattutto in questo momento in cui l'attenzione per l'ambiente credo sia assolutamente fondamentale. Ortoromi e il Consorzio di tutela hanno saputo così dimostrare che un prodotto di grande tradizione oggi può aspirare a conquistare i mercati internazionali se sa parlare con i linguaggi contemporanei. Il radicchio di Treviso rappresenta proprio la provincia di Treviso, cioè il prodotto che identifica la provincia di Treviso è il radicchio. Per questo, grazie insomma alla cucina di oggi e alle tecniche che si possono sviluppare, questo prodotto può essere reso internazionale perché è un prodotto versatile.